adesso andando in su ve lo faremo vedere. Dopo usciremo se c'è un sbirro, andremo ancora più in su. Ma tu sei una guida turistica? Sì, sono una guida turistica. Del rifugio? Sì. Ok, grazie Davide. Vai, vai. Adesso vi dovete accorgere una cosa, che lì c'è uno sbirro, che sembra una lumaca. Che lo chiamiamo? Lumacone? Lumacone testone. Testone? Continuiamo la salita al De Gasperi? Sì. Adesso stiamo per arrivare alla fontanella. Che fontanella? È la fontanella del sentiero degli sbirri. C'è un'acqua fresca che sgorga? Sì, Che bene. molto. Ma c'è qualche sbilf in questo bosco? Molto. Sì? Moltissimo. Adesso entreremo nel bosco delle fate. Cosa succede nel E gli bosco? alberi a volte ti guardano. Ah va, non scherzare. Proviamo ad andare avanti, vediamo. Eccone uno. Oh oh, qua ce n'è un altro. Lì, lì, Ce n'è un altro anche lì? lì. Ma qua gli alberi ti guardano veramente. Oh oh. Anche avevo occhio. Si nascondono questi sbirf, sai Davide? Sì. Però sono dappertutto. Sì. State attenti. Ce n'è un altro Davide. Cosa fa questo? Che cosa fa? Vai a battere il 5. Tac. Cosa dico? Guarda in alto sopra la tua testa. Va via, va via. Uno sbirro arrampicatore. Uno sbilfo arrampicatore. Qui è un po' faticoso, ma siamo quasi arrivati nei fondi. Ma quanto manca? Pochissimo. Bene. Ma guardate attentamente i lati del sentiero. Cosa c'è? Ci sono le casette degli sbirri. Ma qua ci vivono i folletti allora. Sì. Ah. E dove siamo? Siamo arrivati all'iFood. Siamo arrivati finalmente. Sì. È stata dura? Pochissimo. Dai, un po' di fatica ci sta. Sì. Però è un bel posto, vero? Molto.